Eder. Mech. Pallister. I nuovi accertamenti sul caso di Liliana Resinovic ripartono da Ancona e da quei sacchi della spazzatura che avvolgevano il suo corpo nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, dove venne ritrovata il 5 gennaio 2022. In questo quadro si inserisce il parere della genetista forense Marina Baldi, consulente del pool che affianca la famiglia Resinovic, che smonta in modo netto la ricostruzione del suicidio e mette al centro proprio la cosiddetta scena del crimine, definendola una messa in scena che non parla affatto la lingua di un gesto volontario. Il punto di partenza sono le nuove analisi avviate al Policlinico di Ancona, dove i periti nominati dalla giudice per le indagini preliminari stanno esaminando ancora una volta tutti i reperti legati al ritrovamento del corpo. I sacchi della spazzatura, il cordino che stringeva il torace, gli abiti indossati da Liliana, la borsa, gli occhiali, le scarpe. Alcuni di questi materiali sono ormai al terzo ciclo di accertamenti, segno di quanto il caso sia stato oggetto di letture contrastanti e di perizie che hanno portato a conclusioni diverse. Oggi il procedimento non è più incardinato sull'ipotesi di una morte suicidaria, ma su quella di un omicidio, con un unico indagato, il marito Sebastiano Visintin. Proprio per questo ogni dettaglio della scena ritrovata nel boschetto torna a essere fondamentale. In questo contesto, Marina Baldi viene interpellata sul perché da genetista non ritenga credibile l'ipotesi che Liliana si sia tolta la vita. La studiosa parte da un'osservazione molto concreta, la struttura fisica e la logistica di quella scena. Liliana viene trovata con il corpo infilato in sacchi della spazzatura, le gambe costrette, il capo avvolto, il busto serrato da un cordino. Per Baldi immaginare che una persona da sola possa aver messo in atto questa sequenza è estremamente difficile da sostenere in termini pratici. Non si tratta solo di valutazioni psicologiche, ma di una vera e propria impossibilità materiale che riguarda la sequenza delle azioni. La genetista ricostruisce idealmente ciò che una persona dovrebbe fare per ottenere un risultato simile da sola. Indossare o infilare i sacchi sulle gambe, camminare o spostarsi fino al punto del boschetto, sedersi a terra su un terreno sconnesso, quindi riuscire da seduta a chiudere e sistemare il sacco sulla testa e a gestire il cordino che stringe il torace. Il tutto con i movimenti via via più limitati, la visuale ostacolata, l'equilibrio precario. Già solo pensare questa sequenza, sottolinea Baldi, è complicato. Traslarla nella realtà, con una persona di una certa età, con il suo vissuto, in un punto isolato e non confortevole, rende la scena ancora meno credibile come atto autolesivo. Su questo si innesta l'altro nodo centrale sollevato dalla genetista, lo stato dei sacchi della spazzatura. Secondo quanto emerge dalle analisi, quei sacchi risultano puliti, senza impronte evidenti, senza profili genetici chiari, riconducibili a un soggetto che li abbia manipolati a mani nude. Per Baldi questa è una difficoltà enorme per entrambe le versioni. Se ci fosse un assassino che ha gestito quei sacchi senza guanti, ci si aspetterebbe di trovare tracce biologiche o impronte. Ma la stessa cosa varrebbe per Liliana, se fosse stata lei ad aprirli, infilarcisi dentro, serrarli, sistemare il cordino. Operazioni del genere in condizioni normali lasciano quasi sempre qualcosa. Residui di sudore, cellule di sfaldamento, impronte, almeno su alcune porzioni della superficie. L'assenza quasi totale di queste tracce rende, agli occhi della consulente, poco compatibile la scena con un suicidio realizzato in autonomia dalla vittima. Un'altra questione affrontata riguarda la conservazione del corpo nel tempo. Una perizia importante aveva sostenuto che il cadavere fosse rimasto sempre nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico dal giorno della scomparsa fino al ritrovamento. Su questo punto, nel tempo, si è aperto un fronte di discussione. È davvero possibile che il corpo sia rimasto lì, esposto a quelle condizioni ambientali per tutto quel periodo, presentando lo stato descritto al momento del ritrovamento? Alcuni elementi hanno alimentato l'ipotesi di uno spostamento o comunque di fasi diverse di conservazione, forse in ambienti con caratteristiche differenti. Baldi non sposa criticamente ipotesi estreme come quella del congelamento del cadavere. Definisce questa pista complicata da concretizzare perché richiederebbe luoghi, mezzi e persone molto specifici, che finora non sono mai emersi in modo convincente. Allo stesso tempo,
riconosce che restano domande aperte sul rapporto fra i tempi della scomparsa, lo stato del corpo e le condizioni del boschetto. Proprio per sciogliere almeno in parte questi nodi, un team di ricercatori americani si è offerto di lavorare su casi sperimentali, studiando gli effetti di diverse condizioni ambientali su più corpi, per valutare in modo comparato le ipotesi sull'epoca della morte e sulla permanenza all'aperto. Sul piano giudiziario, intanto, la vicenda vive un passaggio delicato. In Cassazione è pendente il ricorso presentato dai difensori di Sebastiano Visintin contro la decisione con cui la giudice aveva negato una nuova perizia medico-legale nell'incidente probatorio. Si tratterebbe in sostanza di una terza perizia che andrebbe ad aggiungersi alle due già eseguite. La difesa del marito la considera un passaggio imprescindibile per arrivare a una ricostruzione definitiva delle cause della morte e nelle loro intenzioni per scagionare l'indagato. Marina Baldi, da parte sua, non mette in discussione in blocco il lavoro fatto dai precedenti consulenti. Anzi, dichiara di aver trovato la perizia medico-legale esistente sostanzialmente convincente su diversi punti. Tuttavia, osserva che il perdurare di dubbi, discussioni e letture contrapposte può rendere opportuna un'ulteriore verifica, proprio per chiudere, se possibile, le questioni più controverse. Dal suo punto di vista, una nuova perizia potrebbe servire a dare maggiore solidità tecnico-scientifica al quadro complessivo e a rispondere in modo più puntuale alle critiche che nel tempo sono state sollevate. Il ragionamento della genetista si può riassumere così. La scena del ritrovamento di Liliana, con il corpo infilato in sacchi della spazzatura e il cordino che stringe il torace, non appare compatibile con un suicidio per la dinamica materiale delle operazioni necessarie a realizzarla e per l'assenza di tracce sui sacchi stessi. La gestione del corpo nel tempo resta un tema aperto che richiede studi ulteriori sulle condizioni ambientali e sulla compatibilità con la permanenza prolungata nel boschetto. Accanto a questo, la discussione sulla terza perizia medico-legale e le nuove analisi di laboratorio sui reperti diventano tasselli di uno stesso mosaico che ha al centro una domanda ancora irrisolta. Che cosa è davvero successo a Liliana Resinovic e chi ha costruito quella scena che, secondo Marina Baldi, non parla di suicidio, ma di qualcosa di diverso, è ancora tutto da definire nei dettagli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.